parliamo di un'opera di grande pregio, le monete della zecca di Gela, la testimonianza di una ricchezza culturale, commerciale, creativa, e che tutti auspichiamo essere in qualche modo foriera di una palingenesi, di un rinnovamento importante. Quindi questa è una grande opportunità. Grazie a tutti per essere tutti qui a questa presentazione del libro del monetiere. Questa pubblicazione tratta una parte delle monete che sono all'interno del Museo di Gela e un'altra parte che sono allocate all'interno della biblioteca del Vaticano. Le monete che sono all'interno del Museo di Gela provengono la maggior parte in un unico ambito di Stato, che è quello della via Monte. La cattedra universitaria di Messina e il CNR ha dichiarato su un libro, Moneta come, moneta perché, il più grande scavo monetale ritrovato. Si trattava di circa 1000 monete che sono state trovate proprio nella via Monte, nel cosiddetto santuario ex scalo. Del santuario, scusate, dell'ex scalo ferroviario. Ora, il museo, nella consapevolezza di avere questo grande bene che si trova nel nostro museo, ha l'obbligo di coltivare la cultura, di riperseguire la cultura, ma anche quello di promuovere. Non basta esaltarsi per un libro, il problema è che il libro va usato, mettere assieme questa collezione vaticana con il monetiere di Gela in una collaborazione che può svilupparsi in tanti modi, da contatti con la scuola, dall'invio di esperti e da altre iniziative, significa non soltanto dare questa opportunità agli esperti del Vaticano di mettersi a disposizione degli altri, ma significa catapultare il nostro monetiere in un contesto internazionale. C'è la possibilità di veicolare, qua i valori vanno veicolati, trasmessi. Il libro ha questa grande possibilità tuttora, nonostante internet, nonostante tutte le vie elettroniche che dovrebbero aiutare questo, a volte non aiutano, facilitano invece altri discorsi piuttosto così non chiari, però il libro ha una sua valenza. Mi auguro che altri gelesi, altri giovani si diano da fare e regalino alla città altri strumenti. Solo così la città può superare questa crisi e trasformare, come diceva Newton, un momento critico in un momento di risorsa e di crescita. Auguri a tutti. Questi idoletti arcaici come questo cavallo appunto del VII secolo a.C., i documenti di quello che era il frontone del Tempio con la Gorgone nel VI secolo, l'immagine di Atene l'India, l'immagine di culto di questo Tempio che è una Minerva, un'Atena armata, ma che nello stesso tempo è anche donna, è anche filatrice, è anche ergane, cioè dire operaia, attiva in tutti i campi, quindi dalla scienza alla vita domestica. E queste terracotte sono state ritrovate a Olimpia, dove Gela è stata una delle prime città del mondo greco che nel santuario panellenico, cioè dire al centro di tutta la grecità, ha potuto erigere un proprio santuario, un proprio tesauros, come si dice in termini tecnici, un tempietto nell'ambito del grande santuario che rappresentava tutti i greci. Comunque, diciamo, è un'espressione di questo estendersi del dominio gelò, di cui la produzione locale che imita quella della madrepatria greca è la tessera di riconoscimento in tutti questi territori dell'impero.
L'altra grande manifestazione di Gela è la sua produzione numismatica, soprattutto la prima, questo exploit di Gela sotto il suo più grande tiranno, ovvero sotto Ippocrate. Anche qui la nobiltà terriera aveva fatto sì che poche famiglie, poche personalità si affermassero, soprattutto per il prestigio culturale e per il prestigio legato alla ricchezza terriera. Infatti abbiamo alcuni eminenti che riescono a uscire dalla Sicilia e sono i primi a competere nelle Olimpiadi, e i primi olimpionici, i siciliani, furono di Gela, vero? Il primo fu Pantares di Gela, già sullo scorcio del VI secolo a.C. e i suoi figlioli furono i tiranni di Gela, vero? Cleandro e poi soprattutto appunto Ippocrate che diventa praticamente il dominatore della Sicilia, e per fare questo naturalmente ha bisogno di mercenari. Quindi quando Ippocrate ha questa necessità di assodare mercenari per creare il suo impero in tutta la Sicilia orientale, ecco che abbiamo questa coniazione che ha il simbolo parlante della città, Gela, praticamente ha lo stesso nome del suo fiume, vero? Del Gelas, quindi rappresentare il Gelas e suggerire che la moneta è di Gela. Dall'altro cosa abbiamo? Abbiamo un cavaliere nudo su un cavallo, un domatore di cavalli, cioè Ippocrate, Ippocrates in greco vuol dire domatore di cavalli. Quindi è la moneta parlante che dice qual è la città e chi è il suo tiranno. Quindi queste monete del tiranno per i suoi mercenari. Il libro di oggi è un documento insigne di quello che è il passato della città nella quale ci troviamo, attraverso un documento che ha ricordato il direttore di questo museo, è veramente prestigioso, cioè questo ripostiglio dello scalo ferroviario di Gela, scoperto nel 1956, che è il più importante di tutto il mondo antico, perché è la più ricca raccolta di monete greche che noi abbiamo, la più antica, insieme alle monete di Agrigento anzitutto, di Gela, di Siracusa, con quelle di Atene. E il fatto che siano state chiuse in uno stesso momento ci dà la certezza cronologica, vero? La contemporaneità di tutte queste produzioni del mondo classico negli anni intorno al 490 a.C. Quindi è uno dei principali riferimenti dei quali dispongono gli archeologi e gli storici dell'arte antica, seguito a distanza di 5 o 10 anni un altro prestigioso ritrovamento di Gela, che è quello del Passo di Piazza, dove è stato trovato un insieme di monete che appunto si datano nel decennio successivo, e quindi la nostra storia dell'arte dell'inizio dell'età classica ha proprio questi due caposaldi, quindi una posizione prestigiosa della nostra città nello studio dell'antichità ellenica. Antichità ellenica che voi sapete è sbarcata nella nostra isola nel corso dell'VIII secolo a.C.